scenario sismico, quindi tendenzialmente potremmo aspettarci degli aftershock, quindi delle scosse di terremoto successive, quindi dobbiamo fare in modo che gli operatori che si trovano magari sotto le macerie oppure si trovano in cunicoli, in ambiti ristretti, possano essere avvisati, perché magari loro non se ne accorgono, dell'eventualità di una scossa, tramite delle figure ben specifiche che si chiamano sentinelle. Realizzare un'opera provvisionale, perché abbiamo già ritenuto bonificata, nel senso priva di qualsiasi vittima, quest'area, per cui il nostro obiettivo è quello di mettere in sicurezza strutturalmente e quindi di procedere con la realizzazione di opere provvisionali, ma di questo se ne occupano la squadra NIS, la squadra degli operatori di realizzazione opere provvisionali. Noi invece operiamo nei settori... Vado? Il Corpo Nazionale da sempre ha ritenuto che la formazione sia un punto importantissimo per l'efficienza del Corpo stesso e quindi ha organizzato nell'ultimo periodo un'esercitazione di tipo nazionale di movimento della colonna mobile, nel senso di tutte quelle strutture funzionali che prontamente possono portare soccorso nel territorio regionale o nazionale, con la mobilitazione progressiva di tutti i comandi. Al fine di questo scopo noi abbiamo subito un'evoluzione negli ultimi anni di specializzazione dei nostri ruoli, non solo il vigile del fuoco che compie gli interventi tradizionali, compreso quello che è affettuoso e piace ai giornalisti del gattino, ma ruoli altamente specializzati quale quello dell'utilizzo di attrezzature super specializzate quali droni, quali macchinari che permettono di effettuare azioni molto specialistiche, tra cui la ricerca a persone, tra cui l'NBCR, che traduco è un nucleare, batteriologico e chimico. Siamo tra le poche strutture dello Stato che riescono a dare una risposta in tempo reale a queste problematiche. E così il soccorso alpino fluviale e tutte le altre, i cinofili e tutte le altre specializzazioni dove ci siamo orientati. Quindi l'evoluzione è altamente tecnologica, ma citando uno dei nostri dirigenti nazionali, un'azienda che non fa formazione è un'azienda morta. Ecco, e quindi noi tendiamo a effettuare costantemente manovre esercitative. Da circa un mese l'Italia è interessata da queste manovre e in questo momento è interessato il Veneto, una settimana di intervento dove sono confluite anche forze di tutta la regione virtualmente e in più oltre a queste forze abbiamo testato i tempi, le modalità di comunicazione e tutto il resto. Belluno, ci tengo a ricordarlo, io sono stato 5 anni a Belluno, ma tutto il Veneto partecipa attivamente. Cito delle missioni internazionali fatte dal Veneto di recente a Beirut, sono stati i veneti a andare insieme a altre strutture, oppure cito di recente l'alluvione che ha interessato il Belgio e la Germania, sono partiti dal Veneto e hanno portato soccorso in quelle regioni. Quindi il nostro compito oggi è testare, vedere dove abbiamo criticità, migliorare per il futuro. Questa è la nostra strategia e credo che in futuro sarà sempre più indirizzata verso questa direzione. Che tipo di scenario viene ipotizzato oggi? Noi abbiamo una moltitudine di scenari che va, come vi dicevo, interessa tutto il Veneto, interessa quasi tutte le province, da Venezia, Padova, Treviso e così via. Per esempio qui abbiamo, essendo una delle zone a rischio sismico, il Bellunese e tutta la Pedemontana, anche se non di quello di prima categoria come si diceva una volta, il rischio è abbastanza concreto e quindi noi stiamo testando e siamo in questo momento in un campo macerie dove ci sono gruppi specialistici coadiuvati da cinofili, coadiuvati dai droni per la ricerca a persone
sotto. Questo è un gruppo che noi chiamiamo con il nostro acronimo USAR, ed è quello che per esempio è andato a Beirut di recente. Anche le colonne mobili ora della Protezione Civile si stanno pure adeguando con queste tempistiche, però io ho un modo di dire che la Protezione Civile è una freccia, noi siamo la punta di quella freccia che arriva immediatamente e dà risposta. Sia al terremoto dell'Aquila o di Amatrice sono state diverse persone che abbiamo estratto vive dalle macerie e così via. Ricordiamoci che in Veneto ci sono pure parecchie aziende a rischio chimico, nucleare, anche se noi abbiamo votato tutti quanti come nazione l'eliminazione della produzione dell'energia elettrica mediante l'energia nucleare. Il nucleare esiste in una molteplicità di attività aziendali e anche a livello ospedaliero e altro, e noi siamo quelli che controlliamo e provvediamo anche in caso di emergenza insieme a altri organi regionali e dello Stato.
Allora, il via è buona a 4, gli almeno è buona a 4. I mobili da qualche parte. UGG da corso comando. Lo sai che stanno facendo sta componendo una verifica, un'altra ulteriore verifica. Allora per le coordinate fai arrivare direttamente il file all'interno Alberto, adesso è. Dai, bravissima! Suope! Suope, ope, ope, ope! Vai, vai! Suope! Dai! Una persona che avete contato Su, vento così. mi fai fare il secondo lo fanno col secondo cane con la doppia conferma. Va bene, mano di personale con GPS. Allora, situazione in attesa per dare l'ultima controllata. Beh, hanno lavorato qua per un'ora prima, proprio sotto in corrispondenza. Sotto hanno lavorato, dove ti sto indicando. Diversamente il cane sta abbaiando